presento, quando Elia mi abbassa un attimo, vi presento la mia compagna di avventure per questa sera, la nostra consigliera in amministrazione comunale e il suo accompagnatore che questa sera farà su e giù le scale parecchie volte, Clarissa Cottica con Iari Zanella. Buonasera a tutti. Arriviamo Silvia, Con calma, con calma. Perfetto, con la Abbiamo una falcata qua che Iari è l'unico che non pesta il vestito questa sera. non c'è pericolo. Benissimo. A lei. Buonasera. Grazie. Grazie Iari, Sì, se vuoi salutare un attimo il pubblico. Un applauso per tutti quanti, fate sentire. Senti così. Quando lo vedete Iari pretende l'applauso. Ovviamente, ma per loro, mica per me. Perfetto. Vado a comprare il mio Grazie, mestiere, Iari. ci vediamo Grazie. tra un po'. Ciao, attenta ai tacchi. Sì, ecco. Bene, è già un miracolo che non sia caduta per la scala. No dai, Grazie. siamo partite bene. Quindi Clarissa vieni pure vicino a me perché sennò se vai là torni su e rimango da sola, quindi rimaniamo vicine. Vicinissime. Per te è la prima volta? Per me è la prima volta, sono abbastanza emozionata, per cui, come vedete, non ho neanche la mia cartellina, quindi proprio zero, quando lo abbraccio. Un presentatore alla cartellina, ma va bene, siamo abbastanza organizzati. Quindi siccome le cose saranno tantissime questa sera e vogliamo accelerare il tutto perché la sfilata sarà bellissima da vedere fino alla fine. Quindi non facciamo che ringraziare solo per ora, questo sarà il mio come Sì. minimo, l'amministrazione comunale per averci concesso l'onore di sfilare in questa bellissima Villa Giglioli. Quindi grazie anche a Clarissa che fa parte dell'amministrazione. Io direi che partiamo subito. Vai. Allora, i primi a onorarci della loro presenza in questa bellissima serata saranno i nostri bambini. Assolutamente sì. I vestiti che vedrete sono del negozio Le Coccinelle, che si trova a Badia Polesine in via degli Estensi 101. Questo negozio apre circa 1 anno e mezzo fa, con lo scopo di offrire alle mamme un prodotto di qualità al giusto prezzo. All'interno potrete trovare sia marche made in Italy, come ad esempio Magilla, Birba, Try Beyond e Nadia, ed altri come Minot e Le Mon Beret, dallo stile molto più metropolitano. Iniziamo? Sono pronti i nostri bambini? Vengo vicino a te. Assolutamente. Partiamo con la musica per i bimbi. Scusate se coordino un pochino la regia. Partiamo. Allora adesso scenderanno per noi Marlene e Amélie, due bellissime gemelline che erano molto ansiose di scendere. Applauso fortissimo.
Ed ora Lisa e Serena. Abbiamo una bellissima mamma pre-maman. Futura mamma, sì. Si vede che è bella, bellissima. Meravigliosa, davvero bellissima. E la novità di quest'anno, della nostra sfilata 2019, le future mamme. Ed ora avremo un trio con Marianna, Crystal ed Esmeralda. Anche qui Marianna è in dolce attesa. Mamma di Crystal ed Esmeralda, nostra compaesana che tutti conoscerete. Che meraviglia, avete visto mamma e bimba in bandana. Un bacino. Ecco. Abbiamo concluso la nostra sfilata del negozio Coccinelle di Badia e aspettiamo tutti gli altri bambini qui con noi. Bellissimi. Eccoci qua, tutte le nostre bellissime. Veramente meravigliose. Questa, ok, perfetto. Questa sera È il bello ce la della possiamo diretta, fare. il bello della diretta. I microfoni ce la possiamo fare, li abbiamo usati molti queste sere. Aspettiamo con ansia la nostra titolare del negozio Coccinelle, accompagnata dal nostro già di corsa questa sera Iari Zanella. Cioè, bravissimo! Bravi, meravigliosi. Un applauso forte. L'applauso a tutti. Le mani- Ti va? Solo Sì. le mie mani allora. Esattamente. Non gli piacevo. Esattamente. Fermati pure qua, Sharon. Allora, volevamo innanzitutto ringraziarti perché devo dire che in 2 giorni abbiamo imbastito questa sfilata. Vorrei però che siamo molto decentrati, prendeste un pochino di più, abbiamo anche un bellissimo insetto, un pochino di più il centro del palco, venite avanti, siete molto in esterno, venite avanti così se vi vogliono fare una bella foto, siete molto indietro, ok? Così quindi scatenate pure le foto, fatevi un bellissimo applauso. Bellissimo applauso. Questi bimbi che sono stati veramente, veramente bravi. Vi ricordo che il negozio Coccinella è a Badia Polesine, in via
in via degli Estensi e troverete questa bellissima ragazza che vi accoglie con veramente entusiasmo. Se vuoi dire 2 parole di ringraziamento ti do il microfono, è tutto tuo. Io volevo intanto ringraziare tutti quelli che sono qui, i genitori dei bambini che sono stati super disponibili, la Pro di Picarolo e tutti quelli che hanno partecipato a questo evento, e grazie mille per la possibilità che mi avete dato, perché ho sempre comunque una bella pubblicità e un piacere vedere tutta questa gente che guarda quello che facciamo tutti i giorni quando apriamo un negozio. Grazie mille. Un omaggio da parte di tutti noi, immagino da tutto il pubblico presente. Su, facciamole sentire Il calore di questo pubblico. bellissimo. Devo dire che le sedie non sono abbastanza, mi dispiace, ne abbiamo già posizionate 300, ma vedo che c'è Però. in piedi. Sì. Bene, vi salutiamo, vi ringraziamo per la vostra presenza e partecipazione. Grazie mille a tutti. Grazie anche ai genitori, ai parenti, alle zie, agli zii, ai nonni, Io sono lì, alcuni li vediamo. anche a Massa, vedi che saluta dalle... È sempre un piacere vederti. Bene, e qui è andata e siamo a posto. E adesso la sfilata Perfetto. continua con un negozio di Ficarolo che trovate in piazza Marconi, di Kim Keller Style. Iniziamo con le nostre prime modelle, Sofia e Maddalena. E anche Sharon e Beatrice. Sharon e Beatrice. Meravigliose. Qui siamo Made in Ficarolo, un applauso! Abbiamo delle modelle nate qui, Bellissime, in passerella Sharon e Beatrice. Complimenti alle mamme, mamma natura, ha fatto tanto. Bellissime. Un applauso ancora. Bravissime. Ed ora sfileranno per noi Elena, Sofia, Caterina e Celeste. Sarebbero già dovute uscire. Forza. Caterina e Celeste subito dopo. Forza. Prego. Running from the loft to the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it. Complimenti. I was younger. Bellissime. Meravigliosi Prego. questi abiti. Adesso scendono Caterina e Celeste. Weekend jobs when we got paid. We buy cheap spirits, drink them Che straight. eleganza. And my friends Anche qui abbiamo 2 modelle di Ficarolo e 2 modelle che le abbiamo importate a Ficarolo, quindi 4 meravigliose
portato una bellezza. Greta, Un applauso per questa eleganza. complimenti veramente per la vostra eleganza. Antonella e Stella, prego. By the water. Qui c'è l'eleganza della signora giovane. Io dico sempre giovane anche quando hanno 80 anni, ve lo dico. Sono sempre Perché io giovani. sono già sulla mezza e quindi mi sento sempre giovane. Un applauso forte. Bellissime. Applauso anche ad Antonella e a Stella. Complimenti, grazie. Grazie mille. Tutto a posto la schiena? Claudia era un attimo in difficoltà questa mattina in servizio tutte e due agli istituti palesani. Un applauso. E domani idem. Ed ora sfileranno per noi Sharon, Beatrice e Celeste. Sembrano delle nuvole queste ragazze, delle Meravigliose. stelle meravigliose. Anche delle ballerine. Per ogni occasione questi abiti non per fare la spesa, però naturalmente Certo che no. non per fare la spesa, complimenti. Sono belli di loro, più gli abiti. Un applauso forte. Beatrice non è di Ficarolo, ma noi l'abbiamo accolta a braccia aperte, anche perché sono tre splendide ragazze. Grazie. Celeste, per chi non l'avesse riconosciuta, è la figlia della Barbara Fogli e di Max. Un applauso Ficarolo, cioè vorrei dire. Ultima, siamo all'ultima uscita. Per questa sfilata di Kim Kellers si presenta a noi nessuno. Abbiamo perse. Greta, Claudia, Antonella, Dove sono? si ripete. Niente, non abbiamo ci perse. sono, però potrebbe esserci. Va bene, comunque, poi qualcosa sarà successo, forse una doppia. Non c'è problema, voglio ringraziare per tutte queste acconciature. Ci siete? Avete l'ultima? Ok, Eccole, scusate. eccole. Si devono cambiare la velocità della luce, qui. Non c'è niente di registrato, tutto in diretta. Abbiamo Greta e Claudia. We are legends every day. That's what she told them. To the magical, to me she'd say everything I want to dream. Meravigliosi questi abiti, davvero bellissimi. A little special, a little sweet. We
occasione anche una cerimonia tranquillamente si possa indossare. Antonella e Stella. Anche questi due meravigliosi abiti da cerimonia. If we've only got this love, this adventure if we've only got this love, you get me through. Complimenti. Grazie, Un bellissime. applauso fortissimo, veramente belle. Guarda che Veramente. sincronismo! Ma chi avrebbe mai detto? Bravissime! Said it can't go on, not in this way. I'm a dream and die by light of day. Gonna hold up high, the sky and say, we are open. I feel my heartbeat. Chi c'è alla finestra? Saluti! Tutto bene dentro? Ok. Sto facendo dei gesti dalle finestre, tutto nella norma. Ho detto mi raccomando che non giriate lì, spucano dalle finestre, ma vabbè. Vorrei ringraziare veramente di cuore. Mi seguo. La seguo. Vorrei ringraziare veramente di cuore Monica Marini, Magia nei capelli di Ficarolo. L'anno scorso era a Salara, quest'anno è un'altra parrucchiera che trovate nel corso Matteotti di Ficarolo. Vorrei la chiusura dell'uscita della Kim Kellers che l'avete imparata. Dovete averla imparata. I still hear your voice when you sleep next to me. I still Ma che belle, sono ancora più belle viste tutte insieme. in my dream. Quindi avete capito che chi non ci fosse mai andato, passate per questo negozio perché ha degli abiti meravigliosi. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we Kim Keller Style! Per noi la moda sposa Ficarolo 2019. Un applauso alla nostra bellissima Kim E anche la nostra Monica, e anche la nostra bravissima Monica. accompagnata sempre da Iari, Iari. cavaliere. È una maratona questa sera. No, è la settimana di maratona. Ma tu puoi farlo perché non hai tacchi. 2 centimetri. Dove siete? Dove siete? Perfetto, bene. Prendiamo il centro del palco, ci mettiamo qua in mezzo. Avete fatto la foto? Dopo vi lascio fare la foto tutte insieme. Io lascio il microfono a questa meraviglia della natura, che non è che tua figlia, che lei non vuole né parlare, niente. Un applauso a Kim Keller. Buonasera a tutti, volevo ringraziare le modelle che hanno contribuito alla creazione di questa sfilata e la signora Silvia Pellegrini che ci ha ospitati. Inoltre volevo ricordare che tutti i capi che avete visto potete trovarli nel negozio Kim Styles in piazza G. Marconi a Ficarollo. Buon proseguimento. Bravissima, davvero bravissima. Una passerella, tua Bravissima. mamma, forza. Una passerella per Una voi. presentatrice. Bellissime. Meravigliosa. Brave. Un applauso. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we Bellissime. Non vuole sfilare ma l'abbiamo fatta sfilare, hai visto chi? Bene, un applauso anche a Monica e con Iari. Vai. Una sfilata anche per Monica stasera. Abbiamo una meravigliosa passerella. Goditi l'applauso, goditi. Vai. Che è tutto tuo. Che da oggi ti Brava. lavora
Iari sta con i fiori in mano, poi se li porta su. Magari mi dai i fiori, Iari. Dai i fiori. Prendono la foto prima, dai. Foto fatte? Sì. Dai. Congratulazioni, queste. Poi Monica la rivediamo perché ne ha pettinate altre 5, non ha mica finito. Grandi Complimenti. manifestazioni di affetto. Perfetto. Grazie. Allora, io direi che prendiamo il centro del palco e prima, e visto che siete tanti, Tantissimi. e poi quando siamo verso la fine siete stanchi, andate via. Ma io voglio fare dei ringraziamenti, li faccio adesso, dopodiché non lo farò più. Ma devo veramente ringraziare chi ha collaborato a questa serata, perché è una serata che voi ringraziate a me, avete sentito prima, ma io ho fatto una minimissima parte di quello che vedete. Quindi ringrazio per il palco e le scenografie Giordano Vincenzi. Sempre presente, direi. Assolutamente. Luana Magneso e sua sorella Elisa per le decorazioni. Fiori con negozio in piazza che si chiama Luana? L'angolo dei tesori, scusate, tutti angolo, ma zia, angolo dei tesori. Ringrazio ancora Iari Zanella, sempre presente, per il palco sempre, Soriani Stefano, Maurizio Dalbuoni, aiuto ai mezzi, ai volontari, l'imprenditore Valerio Braccioli, Ditta Riva Edilizia. Sentilo lì! Che tifo che ha! Hanno collaborato ancora Monesi Michele, Antonella Argeri, Marco Collini, Radame Sargeri, Bombarda Lorenzo, Vanzini Anna, Un po' li conosco. videomaker Damiano Bimbatti, foto Jacopo, numero 1. Ringrazio per il service Elia Pellegatti e Alessandro Campioni con il papà. Insomma, un applauso! Fine dei ringraziamenti. Devo Si dire riparte. che anche Pigaiani ha allineato molto le sedie, però non lo diciamo perché tanto lui lavora sempre. Ringrazio il sindaco sempre per il supporto. Perfetto. Bravo sindaco, procediamo. Un applauso! Jacopo per le foto, grazie Jacopo. E adesso continuiamo la nostra sfilata con un altro negozio di Ficarolo, perché sempre amo un paese piccolo, ma di cose ne abbiamo tante. I vestiti che vedete adesso ci sono stati offerti da Silvia Resenterra, che tutti penso conosciate, e iniziamo con le proposte giorno, con Beatrice, Marzia, Cristina e Teresa. Siamo? Noi abbiamo già sfilato e non è che possiamo fare un'altra passerella. Anna, sono pronte? Anna Vanzini, la mia coreografa lì dietro sul palco. Ah, scusate, Rata Corridge. avete ragione. Dai volontari, scusate, parola torna indietro. A voi il primo dei 3 balli di tango argentino.
davvero. Ringrazio queste bellissime 5 coppie che poi vi presenteremo una ad una alla terza uscita. E intanto vorrei sapere da voi se avete riconosciuto una nostra compaesana. Sì, Chi è? vedi? Chi è? Emozionatissima. Un Alessia, vero? applauso! Grazie per aver accettato di ballare questa sera per noi. Ci vediamo dopo. Supe que eras para mí. Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí. Pero no te supe valorar, bebé, te hice mal. Dovremmo avere la resettata. Adesso dovremmo iniziare a ricominciare davvero con la sfilata. Scusate, ma le cose sono tante, le abbiamo... Va bene, può succedere, è stato un piccolissimo... Vabbè. Abbiamo recuperato. Sì. Recuperiamo sempre. Pronti? Bene, allora cominciamo con le proposte giorno di Silvia Resenterra e sfileranno per noi Beatrice, Marzia, Cristina e Teresa. Eccole qua. Tocca a voi, Senti che sono. Cristo. Anch'io mi penso di tanto mi tiro su. Ma che belle! Complimenti. Beatrice e Marzia. Un applauso. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up. Cristina e Teresa. So let's raise the bar. Abbiamo due bellissime signore di paesi vicini, Signore giovani però. giovanissime. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up Brave. to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good Dai Teresa che vai bene. night to get lucky. Poi hai appena vinto il comune. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up Marina e Luisa. the present has no limit. Che eleganza, che belle. Il rosso. What is just a Complimenti. feeling? If you wanna leave, I'm with Un it. applauso. Alle nostre signore che domani quando andiamo a fare la spesa non saranno così, Non credo ma i sono tacchi. comunque bellissime sempre. Luisa, So let's raise the bar and it goes to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good ed fun. ecco la nostra imprenditrice Marina, Che l'avete riconosciuta tutti, è la vero? moglie di Stefano We're up all night to get lucky. We're up all night to e mamma di Michele all night to get lucky. We're up e di Manuele. lucky. We're up all night to get lucky. She's up Nostre all night to bellissime the sun. lady, Meravigliose, davvero bellissime. Night for good fun. sempre la tifoseria. To get lucky. We're up Ed ora Luisa e Deborah. to get some. E anche Deborah gioca in casa per lui. All night to get Giochiamo in casa, Damiano? Giochiamo in casa, Damiano? night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. Complimenti con questo verde attualissimo e questo meraviglioso
questa sera l'abbiamo per la sfilata di Silvia Resenterra. Ringraziamo Carol. Effettivamente si vede il portamento, Start flashing. You can open up your eyes. E lo stile non è acqua. It's the one that you have climbed. Bellissima, complimenti. To the skies with you. I could look for love.
wishing on a weightless high. I got carried away on an endless stream. Probably took it way too far. Le nostre, aiuto, 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 To the light, I'll be collaboratrici di Silvia Risenterra e di Proloco, un applauso ad Anna e Mirella. Meravigliose! glitter falls into the light, and I'll be dancing like a Questo wild abito pantalone perché è un po'... Sempre bellissime. I keep dancing in my dreams. Vedete quante età abbiamo messo su questo palco, ma quello che non manca è l'eleganza Wishing on a di ogni modello. I got carried away on an endless stream. Probably took it way too far. But when it falls into the light, I'll be dancing like Posto, a Anna? wild star. Lei cerca di parlarci, ma... Mi ha detto adesso arriviamo, Glitter falls into the light, and I'll be dancing like a wild star. Tutte pronte? prontissime. Voglio ricordare, Anna esci pure, ti fermi lì, che tutte queste modelle sono state acconciate da Alice e Orianna, il bello delle donne. Hanno il salone a Bondeno, un salone unisex in via Vittorio Veneto 5. Le ringrazio con un caloroso applauso. Prego. Glitter falls into the light, and I'll be dancing like a wild star. Glitter falls into the light, and I'll be dancing like a wild star. Ma che sorrisi che hanno, Le nostre modelle abbigliamento Risenterra Ficarolo. Vai. Eccole, Alice, Orianna, Silvia e Benedetta e Iari. Sempre presente. Magari immancabili. No, ma non è sicura la Silvia. Oh, abbiamo fatto sfilare la Benny. Vi presentiamo Silvia Risenterra in passerella con Benedetta. Prego. Un applauso fortissimo perché c'è tantissimo lavoro dietro. Brave, brave, brave. Un applauso grandissimo anche ad Orianna e Alice. Eccolo, eccolo. I'm sure you'll be amazed. Big fun to be packed by everyone. A Iari i fiori piacciono tenerli per sé. Surely get it done. Oh, I do what I'm told. Just one try, and you two will be sold. It's called a freak. They're doing it like today. Allow us, we'll show you the way. Un applauso, una foto, l'avete fatta le foto? Bellissimi, quindi facciamo dire due parole a chi? Prego. Oh, allora, io ho già parlato abbastanza. Grazie a tutti, è stata una serata meravigliosa, collaborazione al 100% e vi aspettiamo.
Noi ci siamo. Grazie. Sempre un complimento per la gentilezza e l'accoglienza che troviamo sempre nel negozio di Silvia Presenterra insieme a tutte le sue collaboratrici. Grazie veramente Silvia. Ci vediamo dopo Oriana e Alice per le spose. Grazie. Chiari? Eccovi un altro un momento di emozione, di magia, che ringrazio ancora una volta per aver portato il tango argentino su questo palco. Tango argentino! Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte pues. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte pues.
davanti a questa bellissima villa. Grazie. Ed ora, dopo questo momento emozionante, continuiamo con la nostra sfilata e ancora abbiamo una realtà di Ficarolo, nostrana, pronto model di Trambaioli, Massimiliano ed Enrica. Vestiamo le vostre idee, modellisti e creatori di moda. Da 22 anni che siamo in uno studio di moda, è come se me lo raccontasse Massimiliano ed Enrica. Abbiamo lavorato per Armani, Cavalli, Dolce Gabbana, Diesel Black e altre grandi firme. E questa sera, solo per noi, ci hanno confezionato con la collaborazione di Luana Gavioli e Marina, e grazie ancora per la taglieria Fratelli Ferroni. Vi presentiamo una meravigliosa e incantevole sfilata di Pronto Model. Anna, eccola qui. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. Un applauso ad Anna Fantinati, bellissima, in questo blu di paillette e voile di trasparenze, direi quasi organza se non erro. Meraviglioso, davvero. Anche lei nostrana e sempre attiva, vero in Proloco? Consigliera Proloco, ebbene sì. I saw the life inside. Luna, bellissima, anche Luna in questo vestito paillette. Un applauso. Meravigliosa. Luna Soriani, altra bellissima ragazza di Ficarolo, Anche lei molto attiva nel volontariato. assolutamente sì, e tra poco in Parulara. Vero? Sicilia, che meraviglia, Anche lei tutta in paillette. hanno scelto la X, come si dice nelle classifiche del momento. Veramente belle, veramente. Infatti non per niente abbiamo messo Diamond. Diamanti per noi questa sera, queste incantevoli ragazze. Grazie ancora a Pronto Model di Massimiliano Trambaioli ed Enrica Apposte. Ed ora Stefania. Eccola. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Anche lì vedo delle paillette che spuntano. Assolutamente scintillanti per questa serata. Meravigliosa anche lei. Bellissima Stefania, complimenti. Anche lei è una modella nata, insomma. Anche noi la stiamo adottando a Ficarolo di
bassa di Gaiba che adora sfilare e noi l'accogliamo assolutamente. La mamma insegna Ficarolo, professoressa, quindi salutiamo tutta la categoria degli insegnanti. Un applauso. Bellissima, viva Gaiba! Noi non siamo troppo campanilisti, No, 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 no. Bellissima. L'anno scorso era una sposa, quest'anno pronto model è comunque una meraviglia. Noi siamo per unire i comuni e non per Certo, dividere, certo. quindi uniamo anche i paesi di Grazie dalla curva. Vorrei ringraziare ancora una volta Max De Grica perché il mio vestito lo hanno confezionato a misura e quindi grazie ancora Molto bene. della vostra gentilezza. Eccole qui tutte insieme. Queste meravigliose ragazze sono state acconciate anch'esse da Monica Marini, Magia nei capelli, Ficarolo. Everybody's welcome, come on in. Sit yourself down, the fun is never ends. Cecilia e Stefania, bellissime, grazie. Till the morning after. I open up the paper, there's the story of an actor who died while he was drinking. It was no one I had heard. Diana Rita. I was turning to the horoscope, looking for the funny spoon. I'm feeling someone watching me, and so I raised my Ferme, ferme, ferme. Giornate. Attenzione, fermi tutti. Dobbiamo... Attenzione, attenzione. Ok. Ho un ordine dalla Presidente che sopporto 24 ore su 24, però guardate cosa ho organizzato. Abbiamo... Cosa? Vabbè. Comunque un grande applauso all'organizzatrice, ideatrice, pensatrice di questo grande evento. Se lo merita tutto, brevissimo. Ora, io dovrei consegnare questo gentile omaggio ai rappresentanti di Pronto Model. Quindi, Dove sono? sulle mani, sulle mani, no, Sulle no, mani. no. Mi stanno dicendo di no, e non posso passare dopo, devo andare via, ho un appuntamento con 4 modelli, mi dispiace. Congratulazioni. Un applauso grande. No, una minima dichiarazione, per ringraziare il pubblico della prossima. No, sono a posto così, direi. Faccio il giro lungo perché altrimenti sarebbe poco aggraziato. Venite qui anche voi perché il merito è anche vostro. Ringraziamo di nuovo per le acconciature Magia nei capelli di Monica Marini, Ficarolo e Corso Matteotti. Eleonora. Un applauso grande.
vogliamo presentarvi l'ultimo ballo di tango argentino. Ecco a voi queste bellissime coreografie e questa meravigliosa Wow! signora. Davvero, veramente meravigliosi. Meravigliosi. Bravissimi. Più forte, non vi sento! Più forte! Più forte! Grazie veramente, veniamo, vengo in mezzo a voi. Ecco Iani.
la nostra compaesana che vi guarda già malissimo, così tutta storta, Alessia Moreschi e il suo compagno di vita Alessandro, vieni pure a fianco a lei, sempre i compagni vanno portati appresso. Beh, abbiamo il sindaco, se volete sposarvi siamo qui, Allora, intanto volevo veramente ringraziare Alessia perché ha accolto il mio invito. Non è facile organizzare nel proprio paese, ve lo posso dire, perché purtroppo sappiamo che ballare e presentare, cantare, l'emozione è non doppia, penso di più. Quindi io so che lei non vuole parlare, ma io qualcosa dirà perché dovrà ringraziare i suoi ballerini, i suoi amici, perché sono tutti, fanno parte tutti di varie scuole, ma lei li ha uniti, li unisce la passione del tango. Ci farà una sorpresa a settembre, ma questa ve la diremo tra un po'. E Mai l'hai spoilerata però. No, ma è una chicca per Ficarolo, non si è mai verificata, ma la farà. Non la si faremo saprà insieme. fino a tempo debito. Non si saprà. È ricominciato a funzionare tutto. Adesso Gaiari è finita. Alessia, vuoi presentarmi tutti i tuoi ballerini? Volentieri, buonasera a tutti, sono felicissima di aver ballato per voi. È un'emozione Sentiamo qualche applauso. veramente grande. La mia prima esibizione a Ficarolo l'ho fatta 40 anni fa, quindi è una grandissima emozione. Ecco. Eccola là. E questa esibizione la dedico ad Angelica per prima, ok? Ecco. Che bellini. Io vorrei impararsi a ballare, ma a lei piace andare a cavallo, quindi non si può fare. Allora, intanto ringrazio tutti voi per essere presenti così numerosi, poi ringrazio i miei amici che sono sempre prontissimi quando chiedo loro di aiutarmi nelle varie esibizioni che ci propongono, quindi vi presento ad uno il mio ballerino e compagno, Alessandro, e poi Cristina e Lorenzo, Gaetano e Marina, poi Massimo e Cinzia, la nostra super ballerina, poi Piero detto il Supremo e Rosalia. E volevo ringraziare anche la scuola, noi proveniamo, sì è vero, abbiamo esperienza di tante scuole, però l'ultima scuola che abbiamo frequentato e che stiamo tuttora frequentando è la scuola tango differente di Ferrara, e quindi ci sentiamo di rappresentarli con orgoglio, per cui grazie a tutti e speriamo di esservi piaciuti, e quindi buona serata e buona continuazione. Vorrei che vi avvicinaste tutti insieme a fare una foto. Fate, Alessia, fate qualche passo, magari vi fate una foto di gruppo tutti insieme. Abbiamo Jacopo che volevi chiamare? Sì, prima foto di gruppo per il Foto di gruppo? gruppo di tango. No, fatela voi, dopo noi ci uniamo, dopo la fate con tutti noi. Sì. Meravigliosi, veramente, grazie per questa emozione. Ok, anche con noi, anche con noi. Uniamoci, cartelline via, cartelline via, cartelline via. Perfetto, vi Ecco, ringraziamo, grazie vi mille. aspettiamo per la chiusura. Aspetta che recuperiamo le nostre Sì. immagini. Grazie. Dunque, adesso, mentre terminano gli ultimi preparativi all'interno, direi che coinvolgere un attimo questo fantastico pubblico. Fatevi un applauso a tutti quanti, a voi stessi perché siete tantissimi. Stasera entriamo nel Guinness dei primati di Ficarolo. Penso che faremo la foto con più persone presenti a Ficarolo. Sì, Nella c'è storia. tanta Quindi gente. adesso diventerei Jacopo, il nostro fotografo ufficiale per questa sera, sul palco, che arriva. Voi avanzate cose. A livello tecnico che ore noi? sono? Un'ora? L'1:20. Ok, ci siamo. Venite qua anche voi. Anche noi? Prego. Anche noi.
Se Jesus. Elia può darmi per favore, come Jesus abbiamo detto Maris. prima, un po' di luce sul Questa pubblico cosa era perfetto. preparata, no? Sì. Massimo. Abbassatevi un po', venite qua, abbassatevi un po'. Il pubblico dietro, alzi tutti insieme le mani. Tutti sulle mani! Salutate tutti il fotografo, salutatelo tutti, abbassiamoci, aspettiamo il via. Anzi, questo è fatto. Perfetto. Grazie. Vi vedrete tutti bellissimi domani sera, domani pomeriggio. Sì. Domani siete già su Facebook, Instagram. Garantito. Bene, Direi che i tempi tecnici sono più che rispettati. bravissime. La serata, ogni tanto il tempo, grazie anche alla Proloco e Ficarolo perché Ogni tanto veramente- ci assiste. diciamo che l'ultima camminata è stata un attimo camminata bagnata, camminata fortunata, ma Non per tutti, però vabbè. siamo arrivati al nostro, come in ogni spettacolo, come ogni spettacolo che si rispetti, che sia pirotecnico, che sia di ballo, c'è sempre il gran finale. Il nostro gran finale, ormai sono anni che collaborano con Ficarolo e posso dire che noi spalanchiamo le porte. Per noi è un onore ed è veramente un piacere collaborare con questo atelier che cuce con mani proprie, ormai a livello sartoriale. Forse ne sono rimasti pochi in Italia, non solo nel Veneto, ma portiamo altro il nome italiano e made in Italy. Per noi a Ficarolo, atelier ritratto sposa di Badia Polesine. Un applauso. Ed ecco Sofia e Andrea. Fidanzati nella vita, mi dice la regia qua. Quindi un applauso ancora più Una grande. bellissima coppia, Andrea Fuso di Ficarolo con la sua meravigliosa Sofia. Mi raccomando, i sorrisi non dovete tenerli per domani, li voglio questa sera. Anche perché dovrebbe essere un giorno felice, giusto? Solo che come vedete hanno un abito Impegnativo, ma meraviglioso.
ricordare che questa meravigliosa sposa non è altro che la creatrice, insieme a sorella Luana, della scenografia floreale, e si occupano appunto di addobbi, di matrimoni e di cerimonie in genere. Quindi grazie ancora ad Elisa e a Luana Manienzo. Anche Elisa indossa un vestito meraviglioso, direi, Un applauso più forte! It's not very easy living all alone. My friend, Guarda che disinvoltura! but each time I try, I just break down and cry. 'Cause I'd rather be home feeling you. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away. Complimenti perché siete veramente meravigliosi. Love gives you the right to be free. Vorrei far notare anche l'abito di Lorenzo, è di un'eleganza estrema. Assolutamente, assolutamente. Just wait. Tutto da mascare, meraviglioso. Just an open fantasy. Portamento poi non ne parliamo. Got to get ready. Just a few minutes more. Gonna get better. Ed ora Emma e Lorenzo. Quanti Lorenzo che abbiamo? Us tonight. 3 Lorenzo e 2 Andrea. Feeling Vi presentiamo questa meravigliosa coppia. love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving Questo abito a sirena. my love. Yes, I'm saving all my love for you. Complimenti perché ci stiamo innamorando anche noi, It's gonna love you more. Anche le acconciature sono bellissime di Alice e Orianna. Vi presentiamo Emma che gareggerà per Miss Italia 2019. Emma Bimbatti. Effettivamente il portamento è quello. Mi si guarda. Anche qui Ma giochiamo in casa. Bellissimo Lorenzo nel suo abito da sposo. Anche qui la classe non è acqua, Tanta roba. Stiamo sognando con voi con questi abiti dell'atelier Ritratto Sposa di Badia Polesine. Vi accoglieranno Alessandra e Nadia, sempre a vostra disposizione, per soddisfare ogni vostro desiderio. bellissimi. Ok. Ed ecco i nostri 4 bellissimi modelli di atelier Ritratto Sposa. Ecco a voi Andrea e Lorenzo, Andrea e Lorenzo. Fantasia. Anche in 3 Lorenzo e 2 Andrea, basta. E fini la storia.
mangiano tutti con la crema. Grazie, grazie. Abbiamo sempre i problemi con i microfoni stasera. Ce la facciamo, ce la faremo. Parla tu. C'è un momento magico. Prego. Prego Marzia.
Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore, aspettati adagio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò adagio. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sottobattermi questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Il sole mi sembra spento, oh no 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 no, abbracciami con la mente. Sparita senza di te, dimmi che sei, che ci crederò, così walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing of new life. Un applauso veramente grandissimo a Marzia che ci ha allietato queste 5 uscite dell'atelier Ritratto Sposa. Marzia Cervellati, applauso Marzia, vieni a prenderti il tuo meritatissimo applauso.
professionalità, la vostra sartoria, il vostro negozio, il vostro cuore tanto che mettete, e sappiamo bene che Nadia e Alessandra ce la mettono veramente tutta, quindi non lascio che una parola ad Alessandra di cosa troviamo. Nadia ha già detto vuoi parlare tu? No, Alessandra, 2 parole, 2. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la vostra presenza. Siamo tanti veramente, abbiamo cominciato tanti anni fa. Questo è il risultato, perché dopo tutto il lavoro di Silvia, di farci trovare tutto perfetto, dietro le quinte è una gioia, ci divertiamo e troviamo molto molto calore. Grazie a tutti, buona serata. Grazie davvero. Nel merito ricordo che è sempre di una collaborazione, perché Ficarolo siamo veramente tanti e dopo che lavorano e quei, però no, siamo un pochino una famiglia, e quindi veramente grazie di cuore. Vorrei che si unissero a noi le modelle della Kim, Resenterra, Pronto Model e i ballerini. Per ultimi teniamo la nostra scuola di tango. Volevo un attimo ricordare di nuovo che le modelle sono state acconciate da Orianna e Alice di Bondeno. Un applauso anche a loro. Vieni pure giù Kim con noi, o unisciti qua che sopra c'è Pronto Model. Kim tutte sulle scale e Resenter, Kim tutte sulle scale, Resentera sulle scale, centrale c'è Pronto Model. Oriana venite pure giù, Kim vieni pure giù, le ragazze di Pronto Model, Anna Fantinati, Cecilia, non le vedo, ci siete? Ed ecco a voi la scuola di tango. Elia? Grazie. Non sono scontati i complimenti, veramente siete eccezionali. La presenza poi lo dimostra, perché
avete superato ogni record di presenza e le sedie non erano 300 ma erano 400 più tutte le persone in piedi. Questa sera probabilmente la presenza si aggirava sull'ordine delle 600-700 persone, quindi veramente complimenti a tutti coloro che hanno collaborato per questo appuntamento, uno degli appuntamenti più importanti del comune di Ficarolo. Grazie, ma volevo anche sottolineare che ogni anno mettete sempre qualche perla in più per dare lustro a questa serata. Abbiamo le ballerine e i ballerini del tango argentino e poi naturalmente le spose, gli sposi e tutte le modelle che questa sera hanno sfilato su questo palco. E anch'io mi associo ai ringraziamenti, perché veramente se questo paese riesce a organizzare questi eventi è perché dietro sicuramente c'è una grande capacità, professionalità, ma anche un grande volontariato che riesce a dare questi risultati. Orgoglioso di essere sindaco di questo paese, perché insomma è fiero di avere dei collaboratori che danno veramente un grande risultato alla nostra comunità, al nostro paese, che coinvolge anche i paesi vicini, e quindi una nostra soddisfazione personale di tutta la comunità la voglio trasmettere a Silvia, nonostante insomma sia la mia compagna di vita ma che organizza questi appuntamenti. Grazie Silvia, Presidente della Proloco, e naturalmente a tutti i tuoi collaboratori per tutto il lavoro che fate. Di nuovo complimenti a tutti. Io volevo fare un omaggio floreale alla Presidente. Io complimenti. I bacini sulla guancia. Va bene, sì, i fiori a Clarissa, che è la compagna insomma di lavoro e di questa avventura, una new entry a questi appuntamenti. Complimenti per la tua prima serata. Grazie. Brava, complimenti. E un omaggio floreale anche a te. Grazie mille. Vieni qua. Avremo anche un piccolo omaggio da parte di tutti noi per l'aiuto che ci è stato dato, un omaggio anche da Silvio ovviamente, ad Anna Vanzini e Mirella Cavalieri, che ci hanno coordinati con tantissima pazienza questa sera. Grazie di cuore, veramente. Le veterane di questo palco. A te Mirella, grazie a voi. Devo far dire una parola ad Anna che ha già le lacrime. Sono cotta ragazzi, non ne posso più. Basta, chiudete tutti. Pensano che io abbia 20 anni ma non li ho più. Stamattina alle 9:15 il sindaco e io abbiamo messo tutte le sedie. Solo voi due. Con Iari stavo parlando, Presidente. Basta. Ecco. Lamentano, Mirella. Cosa vuoi che dica? C'è da lavorare, però con soddisfazione, perché con Proloco è sempre una soddisfazione lavorare, che sia l'emigrato, la chiusura delle scuole o la sfilata. Direi che oltre al lavoro ci divertiamo tantissimo perché siamo una bellissima squadra. 10 anni alla guida della Proloco e ogni anno aggiungiamo sempre qualcosa in più. Complimenti veramente di cuore a tutti. Con un applauso congediamo i nostri ballerini, ancora grazie di cuore. Bravissimi, davvero bravi. No, insieme dovete fare la chiusura. Quindi Anna, mettiti qua, spostiamoci un attimo. Facciamo la nostra chiusura. Tu sei con la Kim? Ok, parte una base.
ci chiudiamo e ci congediamo con questa bellissima coreografia e le nostre modelle passeranno davanti, pronti? Ci congediamo.